tutti! E allora, per il vostro sfiziamento e posticciore piccerello, noi molesto, ma cantiamo una bella canzucetta. Adesso che viene Don Miserino, ci facciamo una bella canzone pure qui. Che la guagliona mi ragiona panziato, e giù e davanti a seta una vita, longo. Amen, amen. Don Miserino, basta. Ma che nulla poi? Non è più cominciato neanche l'opera di restauro, oggi no, io vi volevo pregare di farmi un'altra grazia per cortesia. Il vai a domandare, oggi no, prima che sono stata a casa, oltre su, oggi visto pure una zona. Schifo. Oggi no, quindi vi volevo pregare un mastrino. Voi potete fare poco più crudo, in modo che oltre tu ci trasse una purezza con la giornata. No, è Vangelo più crudo, è peccato i muri. E così ci fai più tanto. Ci trasse le tue, e tocca, e pure gli altri che corrono. No, praticamente se voi lo volete più grande, io faccio fare che ne faccio, un bel mastrilla tipo rullotte dopo G. Mi ama buono ve lo regno, e l'anima di mia moglie deve pregare per il povero, con l'anima di tutta brava gente, e per tutto prossimo cristiano, per chi ci va male e per chi ci va bene, per chi ci va male e per chi ci va bene. Passanti presto. Arrivo lì. Ok, ad andare. Saluto tutti per mia, sta là. Arrivederci. Arrivederci, guardate. Sta proprio appassionato, cari. Vai. Ma non va pure io, per il poco che tengo. Attivati, settimana, così se ne va, perché sono 4 giorni che tu vedi ancora c'è da pagare la piccola camarella. E se non ci paga nulla, noi non dobbiamo pagare il padrone casa, lui mi aspetta mai se il padrone casa ci mette a nulla. È convincente come discorso. Ma raccomando! Sono 4 giorni che è venuto a mese. E sono 4 giorni che chi non si fa vedere. Ma avessi ingannato. Ma no, ma che non è una faccia che fa ingannato. Ma stavolta mi sente, eh? Stavolta non voglio sentire a te.
l'ha detto la madre? Se la sono chiusa. E così. E perché ti sono vinta chiusa? Cara la mia mima. Già, adesso se ne esce con cara la mia anima. Sono 4 giorni che non mi fate vedere. Basta. Hai ragione, ma io non sono che uno studente e devo assoggettarmi ai voleri dei miei maestri. Ma appena mi sarò sistemato, mi sposerò con tutte le regole. Mi sposerete. Veramente. Io con queste parole mi sento più allegra. Però spero che non mi ingannerete. Ah no, sono un galantuomo e manderò la mia promessa. Peccato come vi voglio regalare quel fazzoletto che ho cucito con queste mani mie. Dai, dai. Maledetta la mia sorte. Io l'amo e la sposerei con tutto il cuore. Ma mia zia e la dutessa sua moglie non acconsentirebbero mai a un simile matrimonio. Mi sono finto studente, ho mentito per guadagnarmi l'amore di 2 stagioni. E adesso sono costretta ad abbandonarlo. Maledetta la mia sorte. Ecco qua, Selina. Grazie, adesso devo andare, ma tornerò presto. Va bene, tornate presto. Ciao. 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 Ma vi sto dicendo che hai visto non è o 34! Ma chi gli ha detto che era il numero 38? Scusate! Ah, ma è un brindisi o 34! Ma chi è? Coglio da Mariello! Come ti devo fare? Piccere, come stai oggi? Qua c'è anche la signora Sabatella. Piacere, È la signore. moglie del signore che ti ha accompagnato. Era un Ehi, gattino. che la moglie a me, hai capito? Bella donna. Sono solo, vorrei chi l'ha già portato. Aspetta, ma devo cambiare. Aspetta. Tratino. Sì, abbiamo deciso di venire tutti quanti. Caterina, va a salutare gli zii. Mi piace, Ci ha trovato troppa cosa. Ehi, mettete qua. Mi dice, e chi è che sta bella signora? Signora! No way! Zerdecela! La qui presente signora è sposa di Don Matteo. Tra tutti quanti detto di lo futuro. La mette la pasta manca un po' scivolata, capite? Zerdecela! Ma perdonate, si sta il pisciolino. E facendo pazza che macchinetta, sto creatura, no che bamba! Tu non ti muoverai qua! Capito? Che bella affarata di freddo! Vabbè, sono arrivati le parie! Dici una pasta nuova. Permettete? Solo fammi la famoso Allah copia dillo che la mantena all'est famoso all'arte oratore Anzi, hanno parlato, giurito. Stava, sono proprio sdolito. Mio signore, ma io mi ho visto, no, maestro mi sta aspettando che sia accanto. hai ragione mo mi è nato con i convenevoli ma riscordate te aspetta che sta sto cupone
mi si può cagnare? Io non so che la di casa non me ne intendo. Ma chi l'è pure? Ehi, ti a rinviare! Tieni ma buona a me a calesce, la mia cara figliuola, l'hai capito o no? Ma se non tasci tu, un momento. Parla con te su curti! Anna Sabbate, ma io sono di troppo perché che bomba Non basta, permettete. Io tengo un compagno stimato e positivo. Che può fare sto bagno. Non vi preoccupate, affidatevi alle mie mani. Ma io veramente non vorrei disturbare. Ma quale disturbate, ma Uè, bella figliola, tu, vieni mamma a presa a me, oi. Mo, cammi, mo, a toi, mo, cammi, mo. Signori, ma qua, tra l'altro, si è fatta l'ora del pranzo e a noi in viaggio ci ha fatto venire un certo appetito. Ma cognata Mariella, ma perché non andate a chiamare il ragazzo della trattoria? Che organizziamo una bella tavolata, Chi va? Ma perché che?Ozzi! Va, Maria, ma che? Va, vai a chiamare! Tornati! Anche da capo! Santa preparare un pranzo! Gianna, tu avevo con te chi? Non ce n'avevo dato, per piacere. Gianna, vuoi? Io mi ricordo che li prendavo. Beh, mi pare che sto momento è morto. Ne parliamo a Ne parliamo a prima. E questo pranzo avete ordinato chi fa? Poi tu. Ebbene sì, pago io. Ho mandato a cambiare un cupone. Perdona, ma siccome mi hanno fatto vedere un po', e allora io... Ti dà impegno solo quella valigia. Hai assicurato più di quanto vale questa tua misera trattoria. Hai capito? Bravo! Ma senza offesa, Renara annanzi. Ma allora, lui ti dice che sta valigia. Bravo, e allora va. Sono zinivo, mo che lei... Pascava, tu non ti devi applicare. Ma vicino a me. È un panzerottaro ignorante. È chiaro, non è un panzerotto. Ma che gente, che gente. Ma chi si fa scrivere? Che c'è fascismo, Fallo tu, come c'è? Chi lo paese non si mangia perché... vedi, abbiamo accompagnato il nostro figlio Felice per fargli dare l'esame di medico chirurgo. Ed è venuta anche Caterina, che è maestrina. Ma non avete pure. Ma non si chiede ancora. Cosa qua? Ha da fare l'esame medico chirurgo. Ma c'è l'ara. E sta cosa qua, invece c'è maestrina. Ma allora sono istruiti. Dovete sapere che Caterina ha studiato finanche l'astronomia. Ne volete una prova? Caterina, vieni qua, vieni. Dici, mamma. Di un Valencia, che cos'è la Terra? No, la Terra! La Terra si spicca dall'atmosfera insieme agli altri pianeti e satellitini. E sei tanta come una palla, sentiti qua.
non spaghetti! Tu sbatti di troppo! È buio, sì, non basca lì. Siete l'invitato principale. Ma che ti fa? Che fa? Sta. O come non mi hanno mandato sto cadro voi. Era solamente un mio segato. Quando la gente ti fa, quando cambia la luce. Ma mi fate volare da campare. Lascia! Fermatevi, fermatevi, vi posso spiegare! Vi ho intrapreso una causa che sono certo di vincere e quel pezzo che avete in mano ne la prova! Ma dai, a mangiare Che vedo? Donna Sappadella e sta su. A me quella signora piace assai. Solo che hanno marito che hanno povero il mondo. Non ci pensassero l'uomo, da me scemppa faccio da solo. Ma io, come facessi? La facella mi tutta spicciata. La nostra è sta su. E io quasi quasi ci vado a militare. Che dite, ci vado? Vai, va! Ah sì, mo ci vado. Donna Sappadella. Donna Sappadella. Donna Sappadella. Scusate, ma mi avevo visto solo. E ho pensato che bella cosa sarebbe parlare con Donna Sappadella. E dite, stavate aspettando qualcuno? A mio marito! Scusate, ma mo... E io sono felice! Ma marito, lui ci viene stanno in mano. Mi sta facendo da una squadra. Ci contiene. Ma chi le sta bene tu? Chi le chiamo, ma no! Io no! Accomoda. No, no. E assuntato per un modo vicino a me. Come permetto? La vuoi permettere? La permettete veramente, veramente? È giusto, dice la Allora va a sé! Scusate, ma sapete, ecco mi serve. grazie. Ci volevo proprio, ma chi? Don Felice. Siete servito? Ora, Ecco lì. Ecco che avete pensiero mio. la permettete?
Donna Sabate, ma vedi che pensate? Non vedi? E che devo pensare? Lui si trova in un cielo a fronte a me e io la femmina matta. Voi una femmina matta, mi pare una volta ne sei. La bambella e ti incazzo, dove ti chissà? E che ne sai? Guarda sta donna favolazza stellare. E chiama bambella e ti incazzo, dove facisse? Oh, E ti facesse? Ascoltate un momento, mi sento la voce in te, non ci devo vedere a capire. Hanno dipinto sul volto la miseria, dovrebbe distruggersi con esta genia. Paonta contrattabbici, faremo un elenco di tutti questi straccioni, i dei morosi. Faremo un elenco a parte, da poterne servire come si conviene. Intanto a voi, dico, a voi, se volete continuare nel vostro operato, mi farete una supplica scritta che io firmerò dietro l'approvazione della duchessa mia moglie. E ditevi, questa supplica come la volete? In carta semplice o bollata? Come oh? No, dicevo, la supplica... State eccellente, scusate, fino a mio marito ci piaceva via. Permettete che passa a mano. Codesta è la nostra lavandaia. Ebbene, vi accordiamo la grazia. Grazie, eccellente. Capite che mi sta a casa carice 9 anni e mo capite lui è il nuovo proprietario. Ma raccomando a voi. E vabbè, vuol dire che farete anche voi una supplica e noi vedremo se la possiamo decretare. E quella ragazza chi è? Eccellenza, scostati come puzzi. Ma che sa, che? Insomma, chi sei? Una povera orfanella allevata che sta brava gente. Oh, pazzi, a levare degli ottimi e moltiplicarsi dei versetti. Andiamo, non sopporto più questo gusto. Gennaro, dove stai? Dare i soldi. Mio zio e mia zia. E cosa fate voi qui? Aspettate, eccellenza. Questo è un giovane studente che sta di noi, si chiama Don Ludovico. Ma che Don Ludovico, che studente! Signor Lorenzo di Arderizzo, presidente della Corte di Francia, parlate! O con un colpo di pistola vi farò saltare la cervella! Umaro, senti meravigliosi! No, caro zio, uno scherzo, una scommessa con degli amici. Trascorsi di gioventù, bisogna vivere con patire su, calmatevi. Lo volete? Mi calmo. Ah, voi vi calmate! A me mi sa il tuo sangue da E a voi, giovanotto, voi mi dovrete spiegare. Perché entrare nel domicilio altrui sotto altro nome c'è pena della fucilazione. Indietro, canaglia! Guardate! Nipote, precedete! Essa, andiamo! E passa buono, pipistrello! Vabbè, non sa come si spiega il suo fatto. A mare che ammaccia l'onore della casa
sto calmo! Zitta! Io già faccio che me ne vado a parlare. Gianna, ma volevo pure io, chi stai pazzo? Paga un colpo tribunale, poi ti posso combinare qualche cosa. Ma raccomando a guaglione, e poi manca qua. Mi accompagno. Per il lavoro non No, mamma, ti dà tu le aguaglioni, che la santinante, la testa più calma. Senti, non ti leggi questa lettera? Leggi un attimo. Di chi è questa lettera? Questa è di un mio amico. Va bene, quando si tratta di un amico, va bene, chiedere. Caro amico, ti mando 4 caciocavallo e un capopollo. Mia madre, lavoriere alle ore 13 pomeridiane. Ti saluto! Lo saluta. Grazie. Troppo brava. Ma tu che lei? lettera! Ma tu che lei? Leggi buone che si vada a C. Leggi buone che si vada a C. Ma ci niente! Città da C. Chiamate la mamma! Ti dacci le te! Ha un'imbrasta soddisfazione a stavolta. Aiuto! Signora, è finita tra di noi ogni relazione. Ti ho amata per 6 mesi. Ora sono costretta ad abbandonarti. Per il tuo decoro nascondi ai tuoi benefattori quanto è passato tra di noi. Addio! Capito, mamma? Dai, scusa. Un movimento. Ma non ci credo, guarda. Senti, un po'... Fa una bella marmella, Sì, ma perché stiamo vedendo tu lo vuoi nel paese? ti manna a causare, no? Trovavi a te in da lista. È meglio che fai con un po' di sconforto, non connetti. Va bene, io vado, ciao! Ma non dici sconvolgimento. Per caso che mi chiedevano un casa di io dice, c'ho prima pariente. Ha capito tutto cosa? Hai visto che è successo? La guagliona è dallo da via. Va meissa. Che le ancora una piccoletta, come quante creature, a cantare maligno. Se tu non mi vieni mamma, Ma non c'è il buttella a sinistra. la tua c'è davanti, ma... Ah, ma che lei? Guarda tu non zurai che te dollari, guarda tu. Andate a
chiedere se giù. Me ne so giù. Chi me l'hanno cacciato? Ma per favore. Ma tu sai niente? No. Me ne ha chiamato con queste cose. Ragazzi, è mia giucette. Tu che la duchessa di Abrizia. Ma pare che la non calci. Chi lo so pure di papà sono io perché le canzoni. Non sta che lei sa capisce. Tu che la duchessa di Abrizia. Non pare che non Conoscivo pure un po' da fare. basta, ma lo capisci stufata. Stavo dicendo. Il duca la duchessa di Abrizia. Prima che conoscere ha poco importanza. Tenere una bella figlia. Luce come una smartente. Fresca come una paoletta. Bianca e rossa come una mela. Ecco, tenevo un figlio, non va che fruttaiolo. Stavo dicendo che tenere una bella figlia. Ma dico, mi chiamo tu che mi dici? Senti, Concetta, noi siamo costretti ad andare da Fiorito e staremo via circa un anno. Tu e tuo marito ti dovrai prendere cura della tua piscina Giulia, nostra figlia. Mi raccomando. Cosa dice? Troppa nata male. Posso arrivare a lei. E in casa lei, c'è scritto un ritratto. Ma così brutto. Ma così brutto. E come lo fa? Come fa scusa che la voglio? Che? C'è tale. Dai un ritratto. E dice, ah sì, la vedremo. Acci, bugiacci. Come? Tu eri da così. Questo preso, questa lettera. Arabetto, lo guardai. Registe. La vedremo. Acci, bugiacci. La vedremo come a dirarsi. Vedete proprio a dire a me. Io faccio a voi. Ah, ma ci vedi a te che... Guarda che da un po' di tempo ti incontravo con un signorino. Questo signorino, ora ieri in coppa, tu vedi che non lo conosci. Sta aspettando, se mi senti una scriverci a piccare. Poi chiamano a me mio marito, che faccio prima come testimone. Maria, non fate regare a tu che ho paura che ti scusavo via. Sarà maledare una scostello.